Diciamo che quando si è su questo ponte, il ponte della Priula, tutte le giornate sono importanti. Diciamo che è una giornata importante, ma è una giornata anche positiva, nel senso che siamo qui per vedere come avanzano i lavori. Abbiamo avuto rassicurazioni da ANAS che i lavori procedano secondo cronoprogramma, ci hanno assicurato che il ponte verrà restituito alla viabilità entro aprile dell'anno prossimo, per cui un sospiro di sollievo, intanto perché la viabilità alternativa funziona benissimo e so che molti cittadini preferirebbero che rimanesse tale, e secondariamente perché in pratica i lavori vanno avanti, i lavori vanno bene e il nostro ponte tornerà ristrutturato ma soprattutto in sicurezza. Effettivamente la burocrazia può fermare, però molto spesso la burocrazia viene proprio utilizzata da chi non vuole che le opere vadano avanti per interessi personali o per puntigli personali. In verità, siccome il meglio è nemico del bene, noi vogliamo che le opere vengano fatte innanzitutto e non vedere più macchine o persone crollare giù da un ponte come già visto a Genova. Sicuramente è un'opera di risultato eccezionale, perché è un'opera pubblica che andava fatta, è un'opera che rispetta sia la storia di questo ponte ma nello stesso tempo anche innovativa, con queste strutture in acciaio a sbalzo che creeranno 2 piste ciclabili. Quindi ben vengano questo tipo di opere pubbliche e naturalmente va ringraziato chi ha lavorato su quest'opera pubblica, quindi l'ANAS, tutte le maestranze. Io mi auguro che fra non molto, mi pare che sia stato detto ad aprile, ci si possa trovare qui a tagliare il nastro con tutta la cittadinanza di Nervesa e di Susegana, assieme naturalmente al nostro governatore Luca Zaia e al presidente della provincia Stefano Marcon. Il problema delle lungaggini burocratiche. Per quanto riguarda un'amministrazione comunale, quanto ne risentite di questo aspetto? Ma guardi, questo è un po' il problema di tutti gli enti comunali. Le faccio un esempio: noi l'anno scorso abbiamo inaugurato, anche con il nostro governatore Luca Zaia, una nuova scuola media e le do solo un dato: 2 anni e mezzo di pratiche burocratiche e 1 anno e 3 mesi per realizzare l'opera. Purtroppo oggi questa è la burocrazia, questo è il codice degli appalti che andrebbe sicuramente rivisto e modificato in modo da dare alle strutture comunali e agli enti pubblici, ovviamente nel rispetto delle regole, una libertà di realizzare queste opere in un tempo sicuramente inferiore a quello che purtroppo oggi vengono realizzate. Perché vediamo che ANAS segue i propri cantieri, non è così scontato che il presidente di una società vada a vedere da Roma, venga in Veneto a vedere come funziona un cantiere, e questo è fondamentale. Ricordavo quel detto che dice che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, in questo caso mai come in questo caso si può applicare.